Andrea Ariello si ritira dalla corsa alla presidenza di Confindustria. L'imprenditore veronese preferisce non parlare dei motivi che lo hanno spinto a questa scelta, ma la decisione è stata resa ufficiale durante l'incontro dei rappresentanti degli imprenditori del Triveneto a Mogliano. Il suo impegno ai vertici degli industriali continuerà. Il suo sarà un passo di lato, ha spiegato ai presenti, non un passo indietro. Il fatto di fare questo passo a lato che credo che mi faciliti a un percorso più vicino a mantenere la maggioranza dei consensi che stiamo raccogliendo in giro per l'Italia. La scelta di Andrea Ariello potrebbe infatti favorire Alberto Bombassei, candidato alla presidenza di Confindustria, presente al vertice di Mogliano, dove ha riscosso numerosi consensi. La candidatura di Bombassei, insomma, per quello che abbiamo potuto ascoltare oggi, è una candidatura di grande spessore, insomma, di grande forza. Il ritiro di Andrea Ariello è stato accettato e condiviso dai 59 imprenditori riuniti nel Trevigiano. Come potevamo realmente oggi dire, Ariello è o potrà essere veramente il futuro presidente, se già in certi territori ancora non poteva essere considerato. E per gli industriali del nord-est ora è importante che il nuovo presidente tenga comunque in considerazione le diversità dell'impresa del Triveneto. Noi tuttavia continueremo a presentare il nostro modello di impresa di medie e piccole dimensioni, fortemente internazionalizzata con una capacità di innovazione per un modello di Confindustria che sia più vicino alle esigenze delle piccole imprese.